Non pensavo di aver colpito una persona e poi ho avuto paura. Sono state queste le prime ammissioni del giovane pirata della strada che sabato sera ha investito Gabriella Beltramello, 73enne infermiera in pensione dell'ospedale di Cittadella, che è spirata la mattina seguente. Il ragazzo, 22enne, nelle scorse ore si è presentato spontaneamente insieme ai genitori in caserma dai carabinieri. Ha confermato di essere lui alla guida dell'Alfa Romeo Giulietta che ha urtato la donna in via Cesaretta a Cittadella. I danni riportati dalla macchina del giovane sono proprio compatibili con la dinamica dell'incidente. I carabinieri di Cittadella stavano arrivando a lui dopo aver repertato una parte dello specchietto retrovisore rimasta a terra dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto a 200 metri dalla casa in cui l'infermiera viveva con il marito. La donna stava rientrando nella sua abitazione dopo aver trascorso il pomeriggio con il figlio e i nipotini. Il 22enne investitore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Ora altre informazioni utili per ricostruire la dinamica dello schianto potrebbero arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che sta indagando sulla caduta e che si svolgerà nelle prossime ore.